25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Purtroppo anche il 2020 ha registrato un incremento di casi di violenza, di soprusi e di discriminazione nei confronti delle donne. Occorre un salto culturale e degli interventi giuridici che sappiano garantire certezza della pena, ma anche sostegno legale, psicologico ed economico, perché è necessario fornire alle donne ogni strumento per superare il trauma. La violenza sulle donne non è solamente una violazione fisica o sulla psiche, ma anche una violazione della dignità. Oggi celebriamo la giornata contro la violenza sulle donne. In Sardegna abbiamo avuto nel 2020 ben 4 femminicidi e il 93% dei femminicidi viene perpetrato all'interno delle mura domestiche. In tempo di pandemia la coabitazione forzata ha esasperato ulteriormente questo dato allarmante davanti al quale non possiamo restare silenti ed impassibili. Ecco perché il 25 novembre teniamo acceso questo faro per estirpare questa piaga sociale. Oggi 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In Sardegna il fenomeno è preoccupante e a causa anche di questo Covid i numeri stanno anche crescendo esponenzialmente a causa della convivenza forzata. Esprimo la mia solidarietà nei confronti di tutte le donne cadute vittime di violenza.